Allora, nella ricerca nell'abitazione dove l'infortunata, la signora scomparsa soggiornava, è stato rintracciato il computer portatile, e lì in qualche modo è stato visualizzato che era in stand-by, non era spento, e il collega è riuscito a identificare un collegamento tra il computer e il telefono della ragazza, e questo ha permesso di rintracciare dei punti dove questa poteva essere andata, e lì sono state inviate le squadre. Una posizione era forse quella più realistica perché era sopra l'abitato di Cisona, a una quota di circa 850 metri. Subito sono partite delle squadre da terra del soccorso alpino. La persona è stata ritrovata con un collegamento vocale alle circa mezzanotte e 20. 10 minuti dopo è stata rintracciata fisicamente, naturalmente con politraumi e in condizioni un po' sotto shock. Sono partite subito altre squadre da terra che hanno portato sia equipaggiamento per un eventuale recupero, e sia, diciamo, dispositivi sanitari che hanno permesso di riscaldarla, di bloccarla in una frattura che aveva alla caviglia destra, e poi di rincuorarla, in qualche modo di assisterla controllando i suoi parametri vitali per tutto il tempo che è servito fino all'arrivo dell'elicottero dell'esercito, che l'ha recuperata attraverso il vericellamento di un operatore del soccorso alpino, e poi è stata inviata all'ospedale di Treviso, dove sono proseguite le cure.